Carissimi amici dei Crucero alla Memoria, un posto straordinario, un posto davvero incredibile. Ci troviamo in territorio di Mores e questo è un macigno con una Domus de Janas scavata tanto tempo fa. Guardate un po', in territorio di Mores, alle pendici del Monte Santo, lo chiamano Sugrastu de Santo Eliseo. In realtà le sepolture sono tre, su tre livelli diversi. Bisogna salire, cari amici di Crucero alla Memoria, bisogna salire e faticare, una sorta di percorso cultuale. Tenete in considerazione che questa domus che io sto filmando è stata ampiamente rimaneggiata e ampiamente rivisitata in epoche storiche, ma ve lo faccio vedere subito. Vedete? È chiaro che io ho fatto il giro del masso, sono arrivato a questo ingresso. Le Domus de Janas nostre non erano così. È chiaramente rivista in ambito storico. A me interessa adesso però parlare dell'ambito nostro, sardo, del Neolitico, perché vi porto nelle altre due, cari amici di Crucero alla Memoria, perché davvero è una bellezza straordinaria. Io praticamente ho iniziato da lì, io ero lì giù, e adesso, carissimi, facciamo una bella salita, un percorso faticoso per cercare di arrivare alle altre due. E vi dico il motivo per il quale poi la terza è fondamentale ed è importante. Ok, come dicevo, è tutto in salita, amici, quindi c'è anche una sorta di percorso dell'animo, perché comunque bisogna faticare per arrivare alla seconda, Sugrastu de Sant'Elia. Questa non è stata rivisitata e mantiene il classico schema delle Domus de Janas del Neolitico. Ok, una sorta di schema a T. L'ho praticamente illuminato e così si vede bene. Ora proviamo ad andare ancora un pochettino più su per vedere Sugrastu de Sant'Enoch. A tra poco. Ok, abbiamo trovato anche la terza. È stata davvero una faticaccia. Continuo a dire che questo è proprio un percorso dell'anima, faticoso, davvero. Io sono venuto da laggiù, noi siamo venuti da laggiù, io e Monica, e abbiamo trovato anche il terzo ipogeo. Lo chiamano Sugrastu de Santo Enoch, o Enoch, perdonatemi l'accento. Ora, c'è da dire che questo non è l'ingresso originale, perché adesso ve lo faccio vedere io, dove è l'ingresso originale. Entro. E c'è già Monica che ha illuminato e vi faccio vedere due cose importanti di questa Domus de Janas, che verosimilmente non è stata rimaneggiata in epoca storica come la prima. Allora, la prima cosa interessante da farvi vedere è questa. Cerco di mettermi con le inquadrature e le luci migliori. Ok, io mi appoggio e vi faccio vedere la triade di Protomi. Sono molto rovinate, ma si vedono, specialmente la seconda, che poi guardate come le corna sono evidentissime, salgono fino quasi al soffitto e sembra che praticamente un corno di uno tocchi il corno dell'altro. Vediamo un po' se riusciamo a vederlo. Guardate un po', sì dai, è spettacolare, è a dir poco spettacolare questa cosa. Un corno di uno tocca il corno dell'altro, praticamente adiacente. E un altro particolare di questa domus sono le celle con il classico schema praticamente pluricellulare, e l'ultima ve la faccio vedere, è esattamente dall'ingresso originale, perché io non sono entrato dall'ingresso originale, ma l'ingresso originale è questo. Guardate, nell'anticella si vede anche la coppella, il focolare. Strepitoso, in territorio di Mores. Tre sono le Domus de Janas scavate in questi massi strepitosi, in queste rocce, probabilmente, non lo so, forse sono scese giù dal Monte Santo. Sono tre ipogei. E poi, carissimi amici dei Crucero alla Memoria, non è consigliato a tutti perché ci vuole molta fatica, bisogna proprio strisciare, ungersi, strapparsi forse anche magliette e vestiti. Comunque vedete voi, io qua ci sono arrivato, mi ha fatto molto piacere,
e spero che abbiate apprezzato. Un caro saluto a tutti, ciao ciao!